Giovedì 24 agosto, San Bartolomeo Apostolo, è il 236esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 129 al termine. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 20:04, la luna si leva alle 14:46 e tramonta alle 23:19. Dall'alto del campanile di San Marco, Galileo Galilei prova il cannocchiale che egli ha appena scoperto. I senatori veneti fanno a gara nel chiedere spiegazioni sull'uso dello strumento. Non si stancano di guardare attraverso le lenti, si meravigliano di vedere così da vicino Chioggia, Treviso, Conegliano e altri paesi. Più tardi, recatosi in Palazzo Ducale, lo scienziato farà atto di donazione a Venezia del primo cannocchiale. Questo cannocchiale verrà rubato dai francesi nel 1797 e portato al Louvre. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sui monti dal pomeriggio nuvolosità in aumento e delle piogge. Temperature sulla pianura in calo di notte e in aumento di giorno. Sui monti senza variazioni di rilievo fino al mattino e in calo dal pomeriggio.